Nuovi fondi per le infrastrutture in Veneto in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 che cambieranno il futuro della montagna, cominciando con l'avere la possibilità di accogliere atleti e pubblico con un'edizione che resterà nella storia. Le infrastrutture che saranno riqualificate resteranno patrimonio per la comunità montana, ha affermato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, come per tutti i territori che ospiteranno le gare sulla neve. Lo sport sarà poi volano per altri sviluppi. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti disposto la ripartizione di 33 milioni di euro per interventi di quella che viene definita Legacy Olimpica, coerentemente con gli indirizzi espressi dalle regioni Lombardia e Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse sono state stanziate nel bilancio 2021 dello Stato, ma non ancora ripartite. Serviranno a finanziare interventi di riqualificazione di immobili pubblici nei comuni che ospiteranno le gare delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 e saranno gestiti dalla società Infrastrutture Milano Cortina SPA per riqualificare edifici pubblici già esistenti che rimarranno poi a disposizione degli enti territoriali. Riapre l'Indiga sottomarina, pronta per affrontare l'inverno con il servizio bar, il ristorante e poi pizza, snack e gelati a non finire. All'Indiga troverai ad accoglierti l'ampio parcheggio automatizzato dotato anche di colonnine per la ricarica delle auto elettriche. All'Indiga lo staff ti aspetta per servirti al meglio a partire dalle 7.